Sì, abbiamo fatto una bella vittoria, ci serviva perché comunque ovviamente stavamo aspettando più che appunto il risultato in sé, stavamo aspettando anche il poter cercare di lavorare in una certa maniera per cercare di ritrovare un po'. Siamo partiti contro Battipaglia secondo me un po' contratti, un po' come è normale che sia in questi momenti, stavamo pensando un po' troppo dove dovevamo stare, cosa dovevamo fare, però poi dopo quando si sono sciolti abbiamo visto un po' diciamo, quello che è il nostro idea dall'inizio. Stiamo diventando più aggressivi difensivamente, questa è una cosa dove ci stiamo lavorando, dobbiamo continuare a farlo e vediamo un po' questo rush finale. Rotazioni che stanno guadagnando sempre più minuti, significa davvero una coesione che va al di là di quello che è il discorso dello starting five, no? Perché qualcuno dice, ma su quello si lavora, no, ci è parso di capire che da te sono realmente tutte titolari. Sì, tutte servono, soprattutto quando hai un'idea di alzare l'intensità difensiva e quindi ovviamente le energie ne sprechi tante lì, quando hai voglia di correre e quindi le energie le sprechi tanto lì, non si può giocare con un'intensità ad alto livello per 40 minuti, quindi questa è una risorsa che noi dobbiamo assolutamente avere. A iniziare dalla partita di Battipaglia sarà una partita molto difficile perché è una squadra dove ha cambiato, preso 4 nuove giocatrici, è una squadra in salute, viene da 2 vittorie consecutive, da 3 belle prestazioni, lì sarà un campo acceso, un campo caldo, perché poi quando vai a affrontare le squadre dove lottano per non l'ultimo e il penultimo posto è sempre difficile, è sempre dura, quindi noi dobbiamo esserlo ugualmente, dobbiamo esserlo mentalmente, dobbiamo cercare di controllare la partita, se ci riusciamo potremo far bene.